Derubata per più di 30 volte tra scippi e furti, per poco non si è trovata faccia a faccia con i ladri armati di piccone e pala, qui al piano terra di questo condominio, al civico 28 di via Sicilia, a Castelfranco. E si è trovato il piccone conficcato qui nella finestra della camera da letto? Sì, il piccone stavano entrando bellamente, probabilmente se non arrivavo entravano in camera, con uno strumento che se ti picconano lei sa quanto fanno presto, te lo mettono in testa, te lo piantano nella schiena, hai voglia tu. Il fatto ieri intorno alle 18:30 con la pensionata in casa insieme al marito, medico noto e stimato in città, e la figlia in visita. La luce della casa li ha spaventati, li ha fatti scappare. Probabilmente non pensavano che noi fossimo a casa. Comunque l'altra volta gli è andata bene. L'altra volta risale appena a dicembre scorso con i ladri fuggiti con un bottino di 10.000 euro. La famiglia, dopo aver perso tutto in una delle banche venete, aveva affidato i propri risparmi alle mura domestiche, ma anche queste non hanno retto ai ladri. Malvagità che la pensionata definisce così. Io più di 30 violenze sulla mia persona. Permettiamo di fare tutto. Permettiamo tutto a tutti, tranne a noi persone civili e rispettose delle regole. Non dobbiamo più rispettare queste regole. Io adesso andrò al poligono di tiro a Bassano, mi prenderò una pistola, dormirò con la pistola sotto il cuscino, ecco, e chiunque entrerà non in casa mia, nel mio giardino, ecco, io sparerò. Ad armarsi anche il marito. Il desiderio proprio di sentirmi protetto autonomamente, direi che lo sento proprio in maniera ormai viscerale.